Dillo di un trono ti prepariamo, dillo di un trono ti prepariamo, dillo di un trono ti prepariamo, perché tua, Signore, sei Re. Proclamandoti Re, tu sei qui proprio in mezzo a noi, con la di noi ti esaltiamo, e mentre noi ti adoriamo, e mentre noi t'adoriamo, e mentre noi t'adoriamo, vieni regna, Signore, su noi, vieni regna, Signore, su noi. Buongiorno a tutti, pace nel Signore, che benedizione, che meraviglia poter essere qui con voi, che Dio vi benedica, benvenuti alla preghiera del mattino, gloria al Signore. Se tu non sei ancora iscritto su questo canale, vorrei invitarti a iscriversi, fa la tua iscrizione, pigia il campanello delle notifiche e attiva tutte le notifiche. Il canale è AD Arca Missionaria Italia. Fa la tua iscrizione immediatamente, perché certamente riceverai dei contenuti importanti e sarà una benedizione per la tua vita. Partecipa con noi ogni mattina di martedì e giovedì, e altri contenuti che carichiamo come le lodi, un messaggio biblico. C'è sempre qualcosa da parte di Dio per la tua vita in questo canale. Che Dio ti benedica, lascia tuo mi piace, condivide con gli altri e ci segui. Che il Signore ti benedica abbondantemente. Io sono il pastore Victor Lopes e sono con voi stamattina per la grazia e bontà del nostro Signore, e vorrei mandare un abbraccio grande a tutti i miei fratelli che ci vedono, che sono in Italia, dal nord al sud d'Italia. Che Dio benedica tutti i miei fratelli nel nome di Gesù. Che il Signore ti benedica, che Lui risplenda il suo volto su di te e ti dia la pace. Gloria al Signore, innalzato sia il nome del Signore. Noi abbiamo un canale di WhatsApp dove tu puoi scriverci, puoi mandare un messaggio, puoi mandare un suggerimento, una testimonianza, una richiesta di preghiera, e è qui 351 360 4320. Questo è il nostro canale di WhatsApp dove potresti chiamarci e mandarci un messaggio con un suggerimento, con una richiesta di preghiera, come ho già detto. Quindi siamo qua pronti per risponderti. Gloria al Signore. Vorrei anche mandare un abbraccio speciale a tutti i miei fratelli delle basi missionarie in Italia. Dio benedica i nostri cari missionari, Dio benedica i settori ecclesiastici, che sono settore 01, che comprende la provincia di Firenze, settore 02, che comprende la provincia di Pisa, settore 03, che è la provincia di Verona. Tutti i nostri missionari, fratelli di Sheadamit,
Che Dio benedica tutti nel nome di Gesù. Grazie della vostra perseveranza, del vostro amore, della vostra opera e soprattutto della vostra fede. Alleluia. Vorrei anche mandare un abbraccio a tutti i miei fratelli che sono all'estero, un abbraccio grande a tutti i miei fratelli che ci vedono in tutta Europa, in tutta Africa, in Oceania, Asia, nelle Americhe. Che Dio benedica tutti i miei fratelli, speciali i miei fratelli di Brasile, di Albania, di Romania, di Grecia, i miei fratelli di Germania, di Portogallo, di Svizzera, Svezia, Norvegia. Che Dio benedica tutti i miei fratelli cari che sono impegnati nell'opera del Signore. Vorrei anche ringraziare Dio per la vita di ogni persona che sostiene l'opera del Signore, che fa la sua offerta missionaria e mantiene questa missione. Evangelizzazione è la nostra priorità, perché è la priorità del Signore. Quindi se è la priorità di Dio, è la nostra. Che tutti sappiano, che tutti riconoscono che il Signore è Dio. Alleluia, gloria a Dio. E tu, quando contribuisci, tu cooperi nella manutenzione della missione, nella continuità della missione, dell'evangelizzazione in Italia. Abbiamo ancora 1023 comuni da portare il Vangelo, da fissare una base missionaria. Abbiamo il progetto con i missionari della casa missionaria, della ristrutturazione del palazzo missionario, dove accoglierà i nostri missionari, preparandoli per la missione. Quindi vorrei invitarvi a fare parte con noi di questo progetto missionario, dove formeremo 9 missionari che saranno di benedizione e arauti di Dio in Italia. Gloria al Signore. Dio benedica tutti i cooperatori, mantenitori dell'opera del Signore. Gloria al Signore. Dio è grande e è qui con noi e Lui lavora, fratelli. Ogni tempo Lui è buono, ogni tempo Lui è fedele. Io vorrei lasciare una parola della parte del Signore per la tua vita stamattina, condividendo quello che il Signore ci ha dato, perché sappiamo che i tempi non sono facili, ma il Signore è fedele in ogni tempo. Lui è grande. Tu puoi dire stamattina che Lui è grande? Alleluia. Veramente Lui è grande. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Alleluia. Penso che adesso mi sentite meglio, no? Speriamo, perché c'era proprio un rumore. Voglio lasciare una parola della parte del Signore per voi, che si trova nella parola, che si trova sulla Bibbia, in Apocalisse capitolo 3 e versetto 8. Apocalisse capitolo 3 versetto 8. Dice la parola di Dio: io conosco le tue opere,
vorrei fermarmi qua. In questa parte A, io conosco le tue opere. Chi parla questo è Gesù, è il Signore. Lui conosce le nostre opere. Molte volte noi ci troviamo davanti alle realtà che ci fa pensare che opera stiamo svolgendo. Ci fa pensare cosa stiamo facendo, di che modo stiamo operando nel regno di Dio. Ieri l'altro ho letto a voi il testo di Paolo, capitolo 8, ai Romani, che parla che Dio si compiacque di chi vuole. Che Dio ha misericórdia di chi vuole avere misericordia. Ma esiste una questione diversa che dobbiamo pensare, che Paolo si riferisce all'operazione della grazia. Lui, quando parla sul capitolo 8, lui sta parlando della grazia che molte volte per le persone sarebbe ingiusta, perché dice: come mai questa persona ha fatto tutto questo e adesso è salvato, è perdonato? Sì, se esiste un ravvedimento, che questa parola viene dal greco metanoia, che vuol dire cambiamento di mente, è qui il cambiamento. Comincia qui. Quindi, se questa persona ha un vero cambiamento, si pente, si ravvede, allora cambia la mente, cambia di personalità, cambia di carattere. Quindi la grazia opera, attua. La grazia fa tutto che la legge non poteva fare, perché cosa faceva la legge? Condannava. E la grazia salva. Però questa espressione di Paolo, di San Paolo, dicendo che Dio si compiacque, che Dio ha misericordia di chi vuole, è riferendosi alla salvezza. Meditavo ieri sera con i ragazzi in chiesa nello studio biblico sulla vita, sulla lettera di Giovanni, prima lettera di Giovanni, capitolo 3, quando lui parla sui figli di Dio e i figli del diavolo. E molte volte noi ci inganniamo, pensando di essere una cosa e non siamo. E dobbiamo stare attenti, fratelli, perché Dio conosce le nostre opere. Quando la parola si riferisce sulle opere, la parola non si riferisce ai servizi, perché anche i servizi verranno giudicati, perché i servizi non generano salvezza, ok? I servizi non generano salvezza, i servizi sono
la dimostrazione della nostra salvezza. Uno che è salvato dimostra servizio. Piace servire, ma quelle opere in cui il versetto 8 del capitolo 3 di Apocalisse parla sono giustamente le opere della salvezza. È tutto ciò che noi facciamo dopo la salvezza, il nostro nuovo uomo, la nostra nuova personalità, il nostro nuovo carattere. È questo che il Signore sta dicendo che conosce anche. A parte che Lui conosce tutto. Alleluia, gloria. Lui conosce tutto. La parola dice che Lui conosce anche le parole che non sono ancora uscite dalla nostra bocca. Lui conosce. La Bibbia dice che dobbiamo generare frutti di ravvedimento. Cosa vuol dire questa parola? Frutto di ravvedimento? È la dimostrazione del nuovo uomo. E Gesù stava dicendo alla Chiesa che conosceva le sue opere, che sapeva le sue opere, che stava analizzando le sue opere, perché noi possiamo capire, il Signore sta analizzando il nostro comportamento. Il Signore sta analizzando la nostra vita, sia, alleluia, atti, sia siano parole o siano pensieri. Dio sta analizzando ciascuno di noi in 3 ambiti, in 3 atmosfere. Alleluia. In 3 atmosfere, sia nel campo della mente, alleluia, sia nel campo verbale e sia nel campo di azione. Un giorno una sorella che fumava mi ha detto: pastore, io ho bisogno di smettere, non riesco. Cosa faccio? Io l'ho guardata così, ho detto: sorella, tu sai che questo che fai non piace, non è buono per te? Sì. Tu sai che questo fumo non è buono, non fa bene a te, non fa bene alla tua famiglia? Sì. Tu sai che questo fumo non fa bene alle tue finanze? Sì. Tu sai pure che questo fumo non fa bene al mondo, alle persone, agli altri? Sì. Tu sai che non fa bene anche alla natura, no? Perché contamina la natura. Sì. E tu sai che non piace al Signore. Sì. Allora, sorella, fai così.
Noi possiamo fare il bene o il male agli altri, ma dobbiamo scegliere di fare il bene perché siamo salvati. Quindi è la prima cosa che tu devi pensare. Dopo pensa a te, ma va bene che a volte noi non ci importiamo con noi stessi, diciamo, ma tanto sono già a fine vita o tanto non cambia niente, ci sono tante altre cose che mi fanno male. Ma al di sopra tutto questo, nell'ambito naturale, pensa a Dio. Come se fosse te a vedere tuo figlio che si distrugge e che fa male anche agli altri. Quale sensazione tu sentivi, tu sentirebbe? E lei mi ha subito risposto tristezza. Ho detto ecco, è quello che sente il Signore quando ti vede fumando, tristezza. Vuoi che il Signore sia rattristato? No, ma non ce la fa. Allora fai così. Se tu entri in un tribunale, tu puoi fumare? No, in presenza del giudice non si fuma. Se tu entri dentro un consultorio medico, tu lo fumi? No. Allora ricordati che tu sei nella presenza del Signore tutti i giorni. E allora ricordati che c'è Lui al tuo fianco, c'è Lui sempre presente. Ogni giorno che tu avrai voglia di fumare, ricordati che c'è Lui. Ogni momento ricordati che c'è Lui. E quindi cerca un luogo dove non ci sarà Lui. Ma prima di fare questa sfida, io ti invito a leggere il Salmo 139. Dopo me lo dice che è successo. È passato un mese, questa sorella è tornata e ha detto: pastore, io ho letto Salmo 139 e sinceramente quello mi ha colpito molto. Non quando ho letto, ma quando avevo voglia di fumare, mi ricordavo del Salmo 139. Perché il Salmo 139 dice: se vado lì tu ci sei, se salgo tu ci sei, se scendo tu ci sei, ovunque vado tu ci sei. E quindi ti dico, addirittura un giorno mi sono entrata sotto tavola perché ho detto mi nascondo qui, ma mi sono accorta che neanche lì c'era assenza di Dio. Alleluia, fratelli, Dio è presente. La terra è piena della sua gloria. Lui è il Signore dei cieli, è il Signore della terra. Lui vede tutto, Lui analizza tutto, Lui giudica tutto, Lui esamina tutto. Alleluia! Io conosco le tue opere. Alleluia. Preghiamo al Signore stamattina, fratelli. Padre, nel nome di Gesù veniamo a te.
Vogliamo ringraziarti, Signore, di questa opportunità, del privilegio che ci dai di essere qui insieme per lodare e benedire il tuo nome. Grazie che ci hai portato qui con tante difficoltà che abbiamo trovato stamattina per arrivare alla tua presenza. Ma gloria al tuo nome che ci hai dato questa opportunità, perché tu ti compiacqui di chi vuoi, di chi vuoi. Tu hai misericordia di chi vuoi avere misericordia. E ti ringrazio, Signore, che tu hai avuto misericordia di noi. E ci hai concesso di essere qui nella tua presenza, perché è in preghiera che troviamo rifugio, fortezza, aiuto, sollievo, respiro, aria di vita. Oh Signore, perdonaci, perché so che quando tu ci analisi, quando tu fai un'analisi nostra, quando tu ci vedi, ci sono un mucchio di cose che non ti piacciono, che non ti piace. E ti chiediamo perdono per i nostri falli, per i nostri pensieri, per le nostre parole, per le nostre azioni, atti. Che il tuo Vangelo, Signore, possa cambiare la nostra vita. Fai dimora in noi, Spirito Santo. Trasformaci perché possiamo essere uomini, donne di Dio, santi, irreprensibili. Oh Signore, ti prego che questo Vangelo possa arrivare ai cuori più aridi che esiste, alle persone che sono magari irreversibili alla società, sugli occhi della società, ai figli ribelli che sono cause perse dai loro genitori. Oh Signore, ti prego per quella opera a Pomarante, per quel palazzo, per la ristrutturazione di quel palazzo, per un miracolo, Signore, che tu possa operare lì e che possiamo vedere quel palazzo pieno di giovani, di uomini, donne impegnate, essendo preparate per la tua opera, Signore. Non abbiamo niente che te, tu sei tutto che abbiamo, la nostra speranza sei tu, Signore. Tu sei il grande El Shaddai. Opera, Signore, in noi, tramite noi, per noi, Signore. Alza, Signore, rialza i caduti nella fede. Dacci un cuore come il tuo cuore, Signore. Nel nome di Gesù, Padre. Che tu possa salvare le anime. Ti prego in speciale stamattina per Adrian. Cambia menti, comportamento, attitudini. Cambia carattere, personalità. Manda via i demoni che aprigionano la sua anima, il suo corpo, la sua famiglia. Nel nome di Gesù, Signore, scompare tutte le forze che aprigionano, che opprimono quell'uomo. Nel nome di Gesù ti prego, Signore, che tu possa liberarlo, perché lui possa servirti e che dalla sua bocca esca, Signore,
confessione di peccato, che dalla sua bocca esca parole di ravvedimento, che lui possa confessare Gesù Cristo come Signore e Salvatore della sua anima. E la tua parola dice: crede nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la tua casa. Ti prego per la sua moglie Loredana, suo figlio Davide. Ti prego, Signore, che tu possa completare un'opera nella loro vita e che loro possano vivere la completezza del Vangelo, della tua potenza, del tuo regno, e che siano, Signore, una benedizione nel nome di Gesù. Ti prego pure per Robert, per Stefania, per Liam. Signore, ti prego di operare in quella famiglia. Ti prego, Signore, che tu possa liberare, trasformare, salvare, santificare, perché Robert ha una chiamata specifica, Signore. Alleluia, gloria. Ti prego per Christian. Completa l'opera nella vita di Christian, Signore. Che la salvezza possa germogliare nel suo cuore come la primavera. Nel nome di Gesù, Padre, che lui possa sentire la tua chiamata. Nel nome di Gesù. Ti prego stamattina per Remo, per Elisa, per tutta la sua famiglia, per Giulia. Signore, che tu possa completare una grandissima opera in questa famiglia. Glorifica il tuo nome, ricevi le nostre preghiere, il nostro digiuno che facciamo. Ti preghiamo, Signore, di salvare queste persone, di operare nella loro vita, perché tuo è il regno e tua è la gloria in eternità. Alleluia, Signore, ti prego. Ti prego per Cristian, marito di Nemesis. Fa germogliare la salvezza nel suo cuore, fa lui avere desiderio di servirti. Ti prego, Signore, per Neuma, per Wallace, per Letizia, nel nome di Gesù, Signore, che tu possa dare a loro, secondo la tua volontà, un altro bambino, un altro figlio. Apre il suo grembo, fa generare, Signore, nel nome di Gesù, Padre, che tu possa rinforzarlo in fede, intimità, in comunione, che lui possa tornare completamente al primo amore, che lui possa essere pieno di Spirito Santo. Oh Signore, aiuta la Neuma a servirti, a tornare anche lei al primo amore, a essere quella donna di preghiera. Nel nome di Gesù, Padre. Opera, Signore. Opera, Signore, nella loro vita. Dà loro, Signore, forza, grazia, animo, sostegno per servirti. Dio Santo, ti prego, Padre, per Riccardo Ferroni, per Adriane, oh Signore, per Mauro, per la loro mamma, Gesù, per la loro sorella, Gesù, completa l'opera di salvezza nella vita dei Ferroni. Aiuta Riccardo, Signore, a servirti, a essere fedele a te. Fallo sentire il tuo amore, la tua misericordia, le tue liberazioni che sono continue nella sua vita, nella vita di Adriane.
benedice, Signore, loro. Aiutali, Signore, a seguire la strada guardando te, Signore. Ti prego per Giumara, per Marco, suo marito. Signore, completa l'opera nella loro vita. Per Alberto, Signore, che il tuo nome sia glorificato, Padre. Ti prego nel nome di Gesù, che possiamo vedere la tua gloria, che possiamo vedere, Signore, la risposta delle nostre preghiere. Oh Gesù, fa un miracolo nella vita di Marco, il più grande miracolo che è la salvezza. Ti prego per la sorella Edina, per Marco, suo marito, per la Giulia, per Tiago, sua famiglia. Gesù, che tu possa operare, Padre, nella loro vita, che la salvezza possa raggiungere la vita di Marco, di Giulia, di Tiago. Signore, ti prego per Lasinha, per la sua famiglia, Ragner, Alessia, Dino. Signore, ti prego che tu possa salvare tutta la famiglia di Zinha, che lei possa, Signore, avere voglia, piacere, desiderio, forza per fare la tua opera, Signore, per servirti. Ti prego per Leni che è a Roma, aiutala in ogni cosa, in ogni bisogno suo, Signore. La Sandra, solleva lei, Signore. Metti un punto, Signore, in quella storia, un punto finale, nel nome di Gesù. Ti prego, Signore, alleluia, per Isa, lavora nella vita di Isa, Signore. Che tu possa completare l'opera nella sua vita, risveglia quel fiore che dorme. Oh Signore, fa l'inverno spirituale passare nella vita di Isa e fa che lei fiorisca come la primavera. Nel nome di Gesù, Signore, fa lei produrre frutto. Vedi i suoi figli, Matteo e la Sofia. Vedi la Paola, Signore, ti prego, completa l'opera di salvezza nella vita di Isa e della sua famiglia, Signore, nel nome di Gesù. Ti prego per ogni necessità spirituale, fisica, mentale dei miei fratelli, di quelli che non ho parlato qui, perché ci sono richieste di preghiere che non posso nemmeno menzionare, ma ti presento in preghiera, in occulto, Signore. Tutte le famiglie, tutti i mariti, oh Signore, che tu possa operare nella loro vita. Ti prego per Gabriele, Signore, figlio di Valdirene, di João, Signore, che quello ragazzo possa trovare la via, ritrovare la tua via e essere fedele a te, perché è possibile essere un giovane nella tua presenza, fedele. Sì, ci sono persone che piacciono essere come Ofni e Finea e scelgono il mondo, ma ci sono ancora uomini come Samuele consacrati che continuano nonostante la mamma smetti di seguirlo perché non lo può fare più. È ora di crescere. Ti prego per i giovani della tua casa. Ti prego per le famiglie, Signore, per i bambini, per le coppie. Sono tante le necessità, Signore. Ti prego per l'Italia, per questo paese che ha tanto bisogno di tornare a essere un vivaio missionario. Nel nome di Gesù, Signore, opera qui. È questo che ti chiediamo. Continua con noi. Aiutaci a produrre frutto di ravvedimento, opere buone per la tua gloria, nel nome di Gesù. Amen. Che Dio vi benedica, che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo,
il grande amore di Dio, nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo siano con noi oggi per sempre. Noi diciamo amen, amen. Finiamo lodando al Signore la grazia. Ti amo Dio, la tua grazia non fallisce, tutti i giorni sono nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio fino al mio dormire canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro canterò della tua bontà. Amo la tua voce, mi hai condotto in mezzo al fuoco, nella notte buia, mi sei vicino come nessun altro. Ti conosco come padre, migliore amico mio, perciò canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro canterò della tua bontà. La tua bontà mi segue e vai davanti a me, la tua bontà mi segue e vai davanti a me. Io mi arrendo a te, io mi prostro e ti dono tutto a Dio. La tua bontà mi segue e vai davanti a me, la tua bontà mi segue e vai davanti a me, la tua bontà mi segue e vai davanti a me. Io mi arrendo a te, io mi prostro e ti dono tutto a Dio. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro canterò della tua bontà, canterò della tua bontà.